Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato arrestato in una spiaggetta frequentata soprattutto da turisti stranieri a Tropea, nel Vibonese, Salvatore Facchineri, latitante dal 25 febbraio scorso, considerato il nuovo boss del clan Facchineri di Taurianova, nel Regino. L'uomo, già condannato per tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, riduzione in schiavitù ed evasione dagli arresti domiciliari, aveva sistemato l'ombrellone ed alcune sedie da spiaggia assieme alla moglie ed ai figli e quando si è tuffato in mare è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Taurianova. E non accenna a scemare il clamore dell'omicidio di Ferdinando Rombolà, predato sulle spiagge di Soverato in mezzo ai bagnanti e davanti alla moglie ed al figlioletto. L'uomo è stato raggiunto da 2 colpi al fianco e da uno alla testa, così come dovrebbe confermare l'autopsia, prevista per oggi. Gli inquirenti hanno appurato che l'omicidio rientra nella faida dei boschi che sta insanguinando da anni il catanzarese. Ieri c'è stato un vertice in procura e sono emerse preoccupazioni per il possibile evolversi della situazione. È stata invece eseguita ieri, presso l'ospedale di Lamezia, l'autopsia della 33enne Eleonora Tripodi, la donna morta dopo un parto cesareo. L'esame autoptico ha stabilito che il parto sarebbe stato eseguito correttamente, così come le fasi successive. L'attenzione degli inquirenti quindi sembra spostarsi nella fase precedente, cioè nella stessa gestione del parto, che, essendo a rischio, si sarebbe dovuto eseguire in una struttura specializzata. Oggi pomeriggio ci saranno a Santa Domenica di Ricadi i funerali della giovane mamma. Una busta contenente messaggi sulla sanità con una polvere bianca sospetta è arrivata ieri nella sede della presidenza della giunta regionale, indirizzata al governatore Scopelliti. Il plico è stato aperto da un impiegato che ha avvertito la polizia e lo stesso governatore. Per precauzione il piano terra di Palazzo Alemanni è stato subito evacuato e il dipendente è portato in ospedale per accertamenti. Ad analizzare la polvere sospetta i vigili del fuoco del nucleo regionale, che hanno escluso che abbia natura radioattiva o esplosiva. Saranno effettuate altre analisi da parte dell'Arpacal. E proprio la sanità è stata ancora una volta il punto nodale della riunione della giunta regionale, presieduta ieri in tarda mattinata dal governatore Scopelliti. All'orizzonte, subito dopo la pausa estiva, la chiusura di 4-5 ospedali e la loro riconversione per ottemperare al piano di rientro del debito sanitario, tracciando anche un cronoprogramma. Nella seduta di ieri poi è stato nominato il commissario dell'Arpacal, si tratta della biologa Sabrina Maria Rita Sant'Agati. Continua il braccio di ferro tra il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, ed il PDL sulla nomina degli assessori al comune reggino. Il sindaco ha azzerato la giunta, ma vorrebbe tenere per sé i 3 assessori tecnici nominati, tra cui Irene Pivetti. Nella tarda serata di ieri c'è stata una riunione tra i coordinatori del PDL, dell'UDC e del PRI per cercare di sbloccare la situazione. Intanto i consiglieri comunali hanno raccolto già 23 firme per mandare eventualmente a casa il primo cittadino e aprire le porte del comune al commissario prefittizio. Il comune di Cittanova ha organizzato un seminario presso la sala della biblioteca mediatica comunale di Piazza Calvario sull'area metropolitana per rilanciare il porto e la piana di Gioia Tauro. Dopo i saluti del sindaco Alessandro Cannatà, sono intervenuti Sergio Laganà, segretario provinciale API, l'assessore regionale Antonio Caridi, il vice segretario UDC nazionale Mario Tassone e la parlamentare Angela Napoli. Le conclusioni sono state del portavoce nazionale MPA Aurelio Misiti. Da domani al 29 agosto si svolgerà sul lungomare Falcomatà l'edizione 2010 dei Tesori del Mediterraneo, manifestazione organizzata dall'associazione Nuovi Orizzonti e cofinanziata dall'Unione Europea, dal governo italiano, nel quadro dei Por Calabria. Si tratta di un evento originale che coinvolge realtà nazionali ed internazionali in un'iniziativa che ha lo scopo di coniugare aggregazione, promozione, scambio culturale e dialogo tra tutti i suoi protagonisti. Teatro della manifestazione sarà lo Stretto di Messina.